Buongiorno Renzo, buongiorno al nostro amico Simone. Professor Maggi. Siamo sempre qua ospiti di Simone, direttore del centro commerciale Il Porto. Sai cosa volevo parlarvi? Ci siamo confrontati io e Renzo prima. Della gogna mediatica che è successo la settimana scorsa, quella signora che era una ristoratrice di Lodi o dell'Odigiano. Che praticamente dopo attacchi dei famosi leoni da tastiera non ce l'ha fatta a reggere l'urto mediatico, come si dice, e ha scelto di suicidarsi. La domanda è questa, la faccio a voi due che siete esperti della qualsiasi. Amara constatazione. No, però non c'è, abbiamo fatto anche un fuori onda, prima parlavamo di tanti fatti avvenuti anche prima dell'avvento dei social, però non è che ci sia sempre voglia di dare la colpa ai social. Ne parla uno che dei social li usa, quindi è vero che hanno una grandissima importanza, però dare questa valenza ai social anche di portare al suicidio una persona. La risposta è lei è un provocatore, perché lei dai social si abbevera tutte le notizie. È vero, professor Maggi? È vero. Il problema però, sa qual è il problema? L'aspetto non brillante di questo, di episodi tristissimi come questo, è questo. Si dà la colpa ai social che non sono anonimi, ma sono fatti di persone, e quindi è un modo per togliersi dalla coscienza la responsabilità di andare sempre lì a scrivere monade che viene scritte nei commenti. Mai leggere i commenti dei social, mai leggere. Adesso poi chiedo al direttore, che è uomo di mondo, perché ha fatto il militare a Cuneo. Sì, anche un po' mondano. Questa importanza che si danno ai vari commenti che ci sono nei social non è che sia direttamente proporzionale alla decadenza anche del mestiere del giornalista, che nel senso che una volta, quando uno diceva una cosa giornalista, oppure l'ho sentito in televisione, l'ho letto sul giornale, era quasi Vangelo. E quindi tutto quello che veniva dietro di questo o prima di questo, tutti noi eravamo portati a fare un minimo di indagine. Adesso non si fa più, cioè chiunque può dire la sua, addirittura i giornalisti stessi, lo dico da parte della categoria, attingiamo su queste notizie che allora può essere perché che facciamo grandi social o piccoli social è colpa nostra. È vero. Tutta colpa nostra, perché al giorno d'oggi conta più un like che un buongiorno. Anche questo è vero. Poi, una volta, come giustamente il dottor Maggi lei diceva, il giornalista aveva il blocchetto e la penna e andava a vedere la notizia, doveva anche verificare che la notizia fosse vera e poi la scriveva. Adesso basta solo fare un post in internet a dire è successo questo e poi qualcuno risponde. Perché se andiamo a vedere, voglio vedere quante smentite ci sono rispetto a quante conferme. Poi viene ripresa, il problema è la ripresa anche della sciocchezza. Esatto. E poi una smentita, una notizia data due volte. Una notizia data due volte. Classico. Esatto. E detto questo, il futuro cosa sarà? Una maggiore responsabilità dei giornalisti oppure un abbattimento ancora di più, ricordando che tra l'altro nel frattempo è arrivata l'intelligenza artificiale, che probabilmente sarà una delle cose che colpirà soprattutto la categoria dei giornalisti? Ci vorrebbe una maggiore considerazione nostra nell'utilizzo dello strumento informatico. E un algoritmo che potesse registrare questo? Poi quell'algoritmo fa tutto ormai. No, non c'è. Cioè, gli strumenti, riportando al discorso di prima, gli strumenti per cucinare elettronici ci sono, ma siamo sempre noi che andiamo a verificare se il cibo è cotto. Sulla pasta c'è scritto 12 minuti, ma sei tu che vai a assaggiare se è cotta, perché magari è 11 o 13. Quindi la figura della persona sarà il fattore umano è assolutamente indispensabile, come sempre. Anche se in un futuro l'intelligenza artificiale... Ma speriamo mai,
che l'intelligenza artificiale deve essere da coadiuvante del comportamento umano, ma Deve pensare di essere un sostituirlo, parla subito l'intelligenza artificiale. Lo scopriremo solo vivendo. Questa è una canzone di Lucio Battisti molto bella, lei è sempre un jukebox vivente. Quindi, detto questo, Detto ciò, chi ci sta ascoltando, Sì. quando scrivete qualcosa, magari contate fino a, se una volta si diceva, Bravo. prima di dire una cosa, Bravissimo. conta fino a 10, sbattisci un pochino. prima di prendersela con qualcuno con frasi anche forti, lascia Ma dico perdere. anche una cosa, una volta quando dicevi una cosa a una persona, te potevi anche prendere do scazzo, sì, Com'è che se doga me? Dogamè. poi ci fa doga me. Quindi pensiamo a questo quando siamo giovani. Certo. E certe volte scrive una troia, date una gamea piuttosto Va, di scrivere. la colpa. Perfetto, grazie naturalmente Professor al Maggi. direttore che ci ha ospitato. Grazie Ma al direttore grazie a voi, che spero ma no. che abbiate ancora. C'è un'accoglienza quasi familiare in questo, È vero, è vero. in questo mitico La centro nostra commerciale. casa è la vostra casa. La nostra casa, questa è molto spagnola. Complimenti. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Questo spettacolo è orribile. Spaventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.